Ore 14 e 12, ho del tempo libero, però vedi, avrei dei lavoretti da fare, diciamo, però trovo sacrilego farli adesso, che c'è questa bella giornata, che c'è luce, siamo anche insomma a gennaio, quindi la luce non è che dura chissà quanto. Quindi pospongo tutto a questa sera e adesso niente, facciamo un'altra passeggiatina qua io e il CP. Oh, io mi sarei anche rotto. Allora, cosa è successo col mio sito? Il mio sito si appoggiava prima su Aruba, che è, diciamo, un provider che fornisce servizi tipo server, domini, eccetera. Pagavo più o meno sulle 50 euro all'anno, no? E quest'anno era addirittura in aumento. Allora che ho detto, porca miseria, vediamo un attimo in giro cosa c'è. Ho trovato su register.it addirittura due domini con lo spazio, installazione WordPress e tutto quanto a 10 euro all'anno. Ho detto porca miseriazza, mi sposto su Register. Allora avevo chiesto ad Aruba l'authorization code, che è quel codice che serve per spostare il tutto poi su un altro provider. Avevo chiesto anche altre informazioni che adesso non mi ricordo, insomma alla fine l'hanno tirata lunga, il mio dominio è scaduto con Aruba. Nel frattempo avevo già fatto l'iscrizione con Register e essendo scaduto va praticamente in blocco, ossia non è possibile spostarlo ma bisogna aspettare che passi un tot tempo. Allora adesso tempo ne è passato, sono passati praticamente 2 mesi. Nel frattempo ho visto che al posto del mio sito c'è una specie di sito truffa, no? Che ti fa scaricare virus e cazzate varie. Non ho neanche approfondito, non sono neanche andato avanti perché ho già visto come si presentava e cosa ti chiedeva e tutti quei JavaScript, e allora ho detto porca miseria, abbandoniamo. E soprattutto adesso andiamo a chiamare Aruba, in quanto Register, che ho rifatto il tentativo di trasferimento dominio ormai 20 volte, mi ha detto siamo bloccati dall'altro gestore in quanto il sito è in blocco, bisogna che lo sblocchino loro e poi si può procedere. Quindi adesso chiamiamo Aruba, che sa dal nome. Servizio clienti Aruba numero 05750505, se ti potesse tornare utile anche a te, insomma. Comunque evita Aruba, non sta a fare Aruba, per carità del Signore. Benvenuto nel servizio clienti Aruba. Le Adesso si informiamo che alza vi il volume. risponderà un operatore del territorio nazionale e che i suoi dati saranno trattati dalla nostra società nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy. Eccolo. La invitiamo, se non ha già provveduto, a prendere visione della nostra informativa privacy sul nostro sito web, che la informa completamente. Proseguendo, fornirà implicitamente Gli informazioni sul lunghi, sfruttamento dei bla suoi bla dati bla bla e bla sarà bla bla, tenuto a ma osservarlo secondo voi strettamente la quando gente privilegiando caga a ste robe che dite l'informativa sulla privacy qua e là? per Cioè, essere aggiornato sullo stato dei servizi o su eventuali problemi che dovesse riscontrare, la invitiamo a visitare la pagina guide.aruba.it. ecco, passa anche all'elicottero, cioè, ogni volta che io faccio qualcosa, cani che baia, macchine che passa, motoseghe, adesso anche all'elicottero, cioè con tutti proprio, incredibile. Dopo uno serio cosa fa? Spegne tutto e rifà la ripresa. Mi so serio? No, quindi Password, premi il tasto 2. Per assistenza tecnica e amministrativa sui servizi acquistati, premi il tasto 3. boh, 3, non ho sentito, perché era l'elicottero. Rinnovo per supporto sulle procedure di attivazione, registrazione e trasferimento, premi il tasto 3. Boh, siamo in linea. Aruba, buon pomeriggio, sono Francesca. Buongiorno Francesca, mi chiamo Yuri Bertoldero. Io ho un grosso problema, ti riassumo il tutto. Allora, io praticamente avevo un sito, il dominio www.lepuntinedelmondo.com con Aruba. Poi ho fatto Del mondo? sì, ho fatto il trasferimento con register.it, però mi dicono che è in stato di blocco. Nel frattempo nel mio sito c'è una specie di sito truffa che installa virus e cose varie. E questo insomma mi sta anche un po' rovinando l'immagine, un po' brutta come storia. Sì, pronto? Sì, sono qui, sono qui. Ho finito il Non lo sentivo riassunto. più, dica. Ho finito il riassunto. Ah, ok. Forse non sono Allora, stato chiaro. aspetta. Allora, register No, mi... io ho capito, però non capisco la sua domanda con noi perché... Allora, il dominio si chiama lepuntinedelmondo.com, Esattamente. ok? Sì. Register mi Io dice adesso vedo... che voi ce l'avete in stato di blocco. Sono stati fatti 20 tentativi quasi per fare il trasferimento, ma tutti non andati a buon fine. Mi scusi, ma il dominio adesso dov'è posizionato? Cosa c'entriamo noi? Allora, il dominio l'avevo fatto con voi.
Poi avevo fatto la richiesta di trasferimento mettendo l'authorization code e tutto con register.it, ma register.it continua a rispondermi: no, guarda che Aruba non ce lo concede perché è in stato di blocco. Allora, mi scusi, se io vado nel WIS, Sì? io credo che ci sia qualcosa che non è corretta in E se quello mi che può lei dare dice. una mano, sì, gentilmente. Ok, allora, lei vada su questa pagina, wiz.com. Sì? Io vedo un dominio, le puntine del mondo.com, le ripeto il nome perché Sì, non vorrei aver giustissimo. digitato un nome a dominio sbagliato. Questo dominio lo vedo registrato con GoDaddy. Non so chi è. Non c'entra niente Register, cosa c'entra? Noi c'entriamo né noi? Allora, lo vedevo prima su Aruba, però è stato trasferito da Aruba, cioè su Aruba non c'è più. Ed è stato trasferito in data 12 dicembre. 12 gennaio, mi scusi. Ok. 12 gennaio 2019, non è più su Aruba, lo vedo su GoDaddy. Ok, ma io con tutte le volte che ho fatto la richiesta di trasferimento, i ticket aperti, le telefonate e tutto, adesso mi ritrovo che qualcun altro mi ha preso il dominio. Mi scusi, ma lei mi ha detto che lo stava trasferendo su un altro provider, non è che è stato lei a trasferirlo anziché su Regis su GoDaddy? Ma Questa è la domanda che mi viene. assolutamente no, ho fatto tutto tramite register.it. Però anche Register, mi scusi, perché le sta parlando di Aruba, che non è più su Aruba il dominio? Perché mi dicono che risulta in stato di blocco. Io ho spiegato loro la Allora, storia, ce l'avevo da sì, Aruba. lo vedo che c'è un client delete prohibited, client renew prohibited, client transfer prohibited, ma non è su Aruba registrato. Lo vede anche lei, allora glielo faccio vedere. Lei vada su questa pagina. E adesso non ho un computer dietro. Allora, se lei va su, comunque se lo segni, questa pagina, wizscritto.com. Sì? Ok. In poche parole adesso praticamente ho perso il dominio. In poche parole. Io non so chi ha registrato adesso il dominio, perché nel WIS i dati del registrante sono oscurati proprio per una questione di privacy. Questo è previsto dall'autorità americana, non è che lo decidiamo noi. I dati GoAppy del comunque. registrante, Questa cosa GoAppy. io vedo registrato GoDaddy, come registrante GoDaddy. Non vedo Aruba, né tantomeno Register. Ho capito. Mi attende un attimo cortesemente, un Sì. attimo solo. Perso il sito. Vabbè, siccome prevedo già che il sito è perso praticamente, non si può fare niente, tieni conto che il nuovo dominio dove ci sarà il sito sarà lepuntinedelmondo.it. Sì, mi scusi Pronti? per averla fatta attendere. Comunque le confermo quanto le ho detto poco fa. Probabilmente non lo so se qualcuno, perché lei mi ha detto che qualcuno le ha preso il sito, le stava inserendo dei dati. Sì, se lei va ad aprire lepuntinedelmondo.com c'è una serie di JavaScript e di schifezze, cioè non c'entra nulla col sito ovviamente quella roba lì. No, allora non c'è nulla. Secondo me qualcuno gliela. Allora, il dominio non è né su Aruba né su Register. Però chi gliel'abbia preso, questo sinceramente non glielo so dire, non lo vedo. Lei comunque potrebbe sentire sempre, siccome è un dominio di estensione americana, credo che possa fare sempre opposizione o comunque avere una controversia aprire una controversia presso l'autorità americana. E come Però li, ripeto, non è più da noi, non è più da noi. e come li contatterei questa autorità americana? In un sito? Allora, vediamo se io c'avevo un link. Non vorrei che qualcuno le abbia rubato l'account, le abbia rubato proprio il dominio, ecco. Allora, info chiocciola, non è che, diciamo, non è che ci sono delle cose, è come se qualcuno gliel'avesse preso, gliel'avesse parcheggiato per prendersi il nome a dominio. Forse è un nome a dominio appetibile. È una gran fregatura perché io ce l'avevo scritto un po' dappertutto il dominio.com, nei banner dappertutto, quindi vabbè. Quindi niente, perso, provo a seguire sto link, a sentire. Provi a vedere se riesce a fare tramite opposizione all'autorità americana il dominio di estensione americana. Io ho dato una pagina, è scritto tutto in inglese, vediamo se ci si riesce a mettere in italiano. No, cioè in inglese, spagnolo, francese ed il cirillico. La WIPO Arbitration and Mediation Center provides time and cost efficient mechanism to resolve internet domain name disputes. Per le dispute per i domini di estensione americana. Proverò lì. Ringrazio intanto.
E si figuri, grazie a lei, Salve. buongiorno, buonasera. Vabbè, quindi niente, hai sentito come perdere così senza saper niente un dominio e basta. Quindi il consiglio mio, trovati un buon provider, dopo vabbè dipende sempre dalle possibilità finanziarie, ovviamente Register non è dei migliori, però per le mie diciamo possibilità 10 euro all'anno è eccezionale, insomma, anche una discreta velocità, tutti gli strumenti del caso, quindi ti prendi un buon provider e ti tieni sempre quello, cioè non lo cambi più e attento sempre a pagare puntuale, altrimenti poi il sito si libera e probabilmente, non so, te lo ciulla qualcuno. Quindi vedi, non si può neanche far tanto affidamento sugli altri, cioè questa è un po' una regola di vita, perché quando aspetti che siano gli altri che ti risolvono le cose, poi vengono sempre su disastri, tipo quello che è successo adesso. Dimmi te, volevi uscire anche te?